La più comune e diffusa è l'artrosi, che ha un'evoluzione piuttosto lenta, ma ci sono svariate malattie infiammatorie articolari che solo in Veneto contano 50.000 malati l'anno. Le malattie reumatiche sono una vera e propria spina nel fianco, dal momento che si manifestano con una frequenza molto alta, pari all'ipertensione arteriosa e tripla rispetto al diabete. Ecco che diventa necessario fare prevenzione. I veneti che soffrono di malattie reumatiche sono circa 700.000 a fronte di una popolazione del Veneto poco inferiore ai 5 milioni. La diagnosi precoce è estremamente importante perché tanto più precocemente viene posta al paziente, tanto più precocemente viene iniziata la terapia, tanto più facile sarà il raggiungimento della remissione completa della malattia, vale a dire la normalizzazione delle attività quotidiane e la scomparsa della sintomatologia articolare. Da questa necessità nasce il primo tavolo di lavoro sulle malattie reumatiche, una sorta di tavola rotonda che attiverà un confronto ed un dialogo tra i malati reumatici, le istituzioni, i reumatologi e l'Associazione Malati Reumatici del Veneto. L'obiettivo principale è quello del reinserimento delle patologie reumatiche nel piano sanitario regionale dal quale sono state tolte. Chiederemo inoltre la riduzione delle liste di attesa e la diagnosi precoce e quindi l'accesso ai farmaci. I vantaggi del tavolo di lavoro per le malattie reumatiche sono vantaggi legati appunto alla prevenzione, quindi agli screening che vengono attivati sul territorio, che sostanzialmente serviranno ad individuare il prima possibile queste patologie per poterle curare nella maniera più corretta possibile ed evitare appunto innanzitutto il dolore fisico alle persone, ai portatori di queste patologie, ma anche risparmiare sull'eventualità di pensione di invalidità, dove io credo sia importante innanzitutto, prima delle pensioni di invalidità, il benessere del paziente veneto. In tal senso, il 23 e 24 ottobre prossimo partirà a Padova, davanti a Palazzo Moroni, il progetto La prevenzione cura e rassicura, fatti dare una mano. Oltre ad informare sulle malattie reumatiche, eseguirà esami gratuiti quali la misurazione dell'acido urico nel sangue, l'ecografia e la capilloscopia per determinare la presenza di gotta, artrite, reumatoide, connettivi ed artrosi. Ad ogni persona verrà rilasciato un tesserino con i risultati dello screening e, nel caso di necessità, il nome del centro più vicino a cui rivolgersi.